Ya arrivas. 12 minuti e 42 secondi di registrazione, ragazzi, quindi vediamo di impegnarli al meglio, tipo guardando questo Chausson VIP 634 che sono molto piccoli, no? 6,39 m come l'ho detto. Sì, 6,39 m sono già tantini, però guarda, ah che simpatico. L'avevo visto in un video, doccia, cioè 6,40 m per non avere la doccia separata. Qua vabbè tutto trasformabile, questo va giù, l'avevo visto su un video della Challenger. Qua c'è il basculante che viene giù. Qua ci metti, vedi, tipo cassetti per mettere roba, cioè sono molto ben studiati. Poi senti che boh, qualitativamente magari può lasciare un po' a desiderare, però frighetto piccolo, no ragazzi, bocciato, cioè simpaticissimo, ingegnoso, ma bocciato a 1000. 6,40 m, non ha la doccia separata e ha il frigo piccolo. E non hai un letto pronto, eh? È per due questo. No. Il letto pronto ce l'hai qua? Sì, anche di qua. brutta No, questo è un letto a castello basculante, questo qua. No, non ci siamo ragazzi, non ci siamo. Idem la dinette, cazzo 6,40 m, se era 6 metri o 5,80 m allora sì. Però io non approvo invece lo blog, è un'apertura così. Se per caso mi muovo, vola via subito. È strano. E si vede che È tutto laterale così, sì sì. per una questione di spazi sopra l'hanno voluto mettere così e ne Non hanno... puoi neanche tenerla neanche leggermente abbassata quando sei in viaggio, sì, perché ce l'hai proprio sì. in viaggio, se non è meglio chiudere. perché hanno... lo blog non l'hanno fatto loro, l'hanno comprato, hanno detto vogliamo metterlo in verticale e quindi l'apertura adesso è così, hai capito? Non è che l'hanno fatta apposta, loro hanno preso un oblò e volendo metterlo in verticale questo è il risultato. Oltre che l'oblò è proprio di plastica. Quindi non lo compriamo? No. Non lo compriamo. No, non mi piace. Non lo compriamo. E io sono curioso di vedere questo VIP 6,50. È un po'... anche questo è un po' come quello di Tripolo. Eh sì, perché il bagno in coda, la doccia, com'è? Ah, con la porta così, che bella la doccia, guarda, bella. Ma scusa, allora anche questo è come quello di Tripolo, io non ci sto capendo niente, però mi sembra molto compatto, tanto compatto questo, guarda. Boh, non so, andiamo a capire meglio. Perché Fabio è appena entrato adesso a vedere quello là, quello di Tripolo. Guarda che anche questo è uguale a quello di Tripolo, non capisco. 55, no, questo qua no. Forse questo è quello di Tripolo più compatto. Vediamo, lui era 6,36 m questo. Non riesco a capire, è uguale. Cazzo, porti via spazio, cosa fa la piantana fin qua? Perché? Boh. Ma che senso ha? Non so. Come porti via spazio? Guarda che belle le rifiniture con gli spazi, le spese tra la parete e il coso. Ma qua, questo qua è carta, sei? Sì, è carta proprio. Purtroppo è così ragazzi, per il discorso pesi. Allora, quello lì che avevo appena visto, che io dicevo che era compatto, in realtà è 6,36, si chiama 6,50 come modello. Questo qui 6,40, hanno tutti la stessa disposizione di Tripolo, solo che io non riesco a capire. Vediamo questo quanto è lungo. Ah, questo è 7 metri e allora Tripolo ha l'altro, quello da 6,36. Ok. Questo è il camper di Tripolo, questo sarebbe il Mazeo 260 della Chausson. Ok, ora i conti tornano. Molto più bello il Challenger però come colorazione. Boh. Linoleum ruvido, sì. Non so che sia tipo che pellicole adesive che... Ai. No, solo che se fate con morse e martello queste staffe qua. Vabbè. Dito dentro. Che sia la XCO è la marca, quella di Michele Katana, no? Che soplaminato così per le sue infradito. La pedana rimovibile, come ha detto Marco. Sì, già, proprio quando vai in viaggio va dentro. Sì. E così è più comodo. Oh, questo è bello profumato. Sarà la piantina di Tatoia? Le finestre, che strane, guarda che bene che si vede da queste finestre. Sarà perché sono nuove? Guarda che bene, Fabio, guarda. Sì, guarda, si vede fuori, no? Sì, no, ma a parte i scherzi. Sembra che non ci sia, guarda la signora Sì, in fondo. vero, sì. A parte i miei riflessi adesso. Probabilmente anche... Forse perché no? Ah cazzo, si sono chiusi a fare le zozzerie sti qua. Oh! Qui a te! Ne spario uno. Beh, il solito bagno claustrofobico, letti per chi litiga e doccia. Marco, la doccia promuoviamo? Sì. Promossa? Ok. Approved. Se si devi portarlo in fiero, devi far vedere. Sono dure
Bello del camper, no, che si scuosa. Sì, aveva un po' di vedi, Papaya. rifiniture rovinate, eccetera, eccetera. Vabbè. Nel contempo loro due che... Ezio qua. Ezio può dar Questo bene. qua si diverte con... No, tocca sopra. No, adesso non tocca sopra. Non tocca sopra. Ah, buon lei. Ma sono due letti? Cioè dici una volta in un letto, una volta nell'altro, una volta in uno. Ecco. Sì, sì, tutto plasticone. Però ragazzi la dimensione del lavandino è Misera. folle. Cioè come fai a lavarti il viso? Cioè, proprio... Boh, non lo so. Sì, e non gocciolare dai gomiti per favore. Nell'angolino, piccolissimo, piccolissimo. Anche perché giustamente l'acqua cade già qua, non è che hai... Poi guarda qua, scusami. Guarda che ritornari che hanno messo la rinzariera fissa, sta qua no, va una sega. Porca miseria. Così da tenda da campeggio questa. Guarda che roba. Cazzo, bello questa roba. È come quella di Scarosso. C'è solo il blocco Mamma di mia. plastica per bloccare questo qua, che c'è qui dei roulotte degli anni 80 che avevano un cammino. È un Meta Royal Car. È un prodotto economico questo, Sì. cioè il prezzo che ha. No, Sì, sì. è faccio Beh, per il dire. prezzo No? che ha, è comprare a casa. Faccio per dire. Va No. bene, dai. No, no, qua non c'è per lunga. Il tavolo è proprio così. Micro tavolino giusto per una persona o massimo due, se qua uno e qua l'altro. Porca miseria, se mi assumono a me come venditore non vendono più neanche un camper. Fulmini tutti. Guarda che a Fabio ispira questo, cos'è? Euramobil Profila T695B, 70.000 pipi, prezzo effetto Lidl, però c'è la scritta Profila. Vuoi mettere? Eccoci qua. Non lo so, non mi ispirano proprio sti camper, cioè non mi ispira neanche il mio, cioè non è che voglio dire il mio è bello e gli altri fa schifo, assolutamente, non mi ispira neanche un po' neanche il mio, però no, Che cazzo è smettato con gli lavandini? No, niente per Barbie qua vedevo come era. ah sì sì, il pendolino delle Barbie, si può far vedere che io sto 3, Perché sto qua ruota si trasla là così, no? Tu lo usi così. sì, per liberare la doccia, C'è un gancio, vediamo. per liberare, Però qua riesci a lavarti la faccia. sì là sì, soprattutto lì alla grande. Sì. Tanta claustrofobicità di questi nuovi camper, veramente. Ah, avrai sgabbiotto per dormire solo la macchina, vedi tu? Tac e via. Sì, guarda, si estende. Dopo chiuso ti resta quella roba bianca, bianco e bianco, vedi? Sì, la mini roulotte, dai, guarda. Che figo, anche con l'inverter, bellissima. E la cuzzettina, te che attacchi a smart, sta qua, stupenda. Guarda. Fenomenale, fenomenale sta roba. Poi là, cosa ci abbiamo qua? Guarda. Che storiasse. Chissà se è aperto che si può andare a vedere dentro. Cioè con questi camper ti diverti, che vai nei wild estremi. L'unica cosa, dentro hanno di quegli interni osceni. Ma è anche chiuso. No, ma è chiuso anche. Ah, a parte che forse si apre da qua. Ah, vediamo. Ah sì, c'è il cagatto. Ah no, questo è il frigo a pozzetto. Sì, vedi, è molto, molto spartano. A parte che secondo me è anche di un privato, quindi è meglio chiudere. Sì. Ma è fenomenale sta roba, è anche il portabici. L'unica cosa che dicevo io, un po' strano, il gancio un po' troppo lungo, però mi dicono che è così per legge, questa è la lunghezza da fare. Però una roba così la puoi attaccare anche alla smart. No, in Italia forse no. In Germania potevi attaccare roulottine alle smart e a macchine piccole, in Italia mi pare di no, sai. Siamo in un altro padiglione, qua ci sono i Laika, io purtroppo in Italia ho ancora 6 minuti di registrazione, quindi non so cosa ti farò vedere, non so come finirà. Andiamo. Fabio è attratto da sto EcoVip 312. Ah, molto carino, bella la colorazione, e anche qua il gioco di scuri. No, non ti piace? No, è bellissimo, ci so passare. E anche il letto da pinzo da trio, guarda che bello. Guarda, sti letti ragazzi, Italia veramente, guarda, ispirano. Le docce purtroppo le mettono sempre sul passaruota, creando questo effetto bestemmia, perché lavati te là, vedrai i porchi che tiri quando tiri i gomiti su per le pareti. Però vabbè, resta che è Hanno fatto anche il una vano figatina. Hanno fatto che il vano gomiti? Ma che vanno gomiti, a me l'acqua santa per esorcizzare le bestemmie che te tiri. Ah beh sì, tutta la... si è già scollato, sì. È normale, sono tutti cartone, anche qua, e carta, cartone, tutta roba che si scolla, tutti i plasticoni del cacchio, purtroppo. Questo che c'ha, mi serve per il bagno. L'abbiamo già capito, non serve ripeterlo ogni volta, dai. Sì, particolarmente bello, non so, mi dà quell'effetto
claustrofobico, cioè tipo io qua per passare, che sono piccolo, sbatto i gomiti, guarda, tac, struscio i gomiti e vado avanti. Anche qua sono tipo le palline dei flipper, boing, boing, boing. E questo perché è caduto? Guarda, compensato proprio, guarda. Che roba. L'appuntamento. E come si attacca? Vicenza Nuovo Tappeti. Cos'è là? Così? Ah, così? Ah sì, sta così. E stavo notando, non so che li fanno adesso tutti con sti frighi strettissimi, guarda, non ti stanno neanche le bottiglie, dove le metti le bottiglie? Là al posto della cesta verdure? Guarda, una bottiglia tipo quelle che prendi al Lidl da 2 litri, qua non ti sta? Cioè devi metterla proprio in obliquo, di taglio, non ti sta neanche delle bottiglie qua. Magari una bella bozza di prosecco non ti sta. Guarda, il cassettone Proprio... sì, si alza le griglie. Nel cassettone sì, a questo punto, allora non è più il cassettone verdura, ma allora è il cassettone bottiglie, quello allora a questo punto, e lì ci stanno le bottiglie, allora in quel caso sì. Fabio continua a occhiare questo Imer Grand Canyon, questo furgonato, ma a disposizione alla fine è sempre la stessa. Il letto in coda, doccia, cucinino e la mini dinette microscopica che si aggancia ai sedili di guida. Bello invece le rifiniture in legno che puoi vedere, le casse posteriori, quello sì apprezzabile. Oddio, sti etrusco, sto laica, sto etrusco, hanno queste forme un po' China, no? Guarda, sono veramente le macchinine, non lo so, è strano, andiamo a vederlo, forma molto strana, molto particolare. Molto Guarda che materassini sul cruscotto, vedi? Porca miseria. Via, vamos. Oh, lato guida bellissimo. Molto bello, molto carino. E il resto sembra questa specie di tutto di scatolame. Non so, sa che io non sopporto sti letti qua. I letti separati. Oppa. Scomodo. Sembra di no, provalo dal vivo. Vai in un concessionario e monta sopra un camper col letto da litigio e poi capirai quello che io ti ho detto. Buon demo. Non è Marco? C'è una cosa che non so, cosa è questa guida? Sì, ma no, il signore ci ha mandato via molto antipaticamente. No, guarda sta roulotte che carina! Guarda! Eccolo! Vai Figari!